In questo video esploreremo il tema della riqualificazione ambientale, concentrandoci sull'ecosistema costituito dalla risorgiva di Bre San Vido e sulla fauna e la flora che la popolano. Una risorgiva si forma quando l'acqua delle precipitazioni penetra negli strati permeabili del terreno, raggiunge uno strato impermeabile e si accumula fino a quando raggiunge il livello della superficie, dove sgorga, formando appunto una risorgiva. Le acque delle risorgive hanno caratteristiche chimico-fisiche molto specifiche, che noi abbiamo deciso di analizzare, sia tramite analisi sul campo, sia tramite campionamento e successiva analisi in laboratorio. Riportiamo qui i dati raccolti. La vegetazione che caratterizza le risorgive del Bacchiglione può essere definita zonale, perché è influenzata dalle condizioni idriche, fisiche e chimiche del terreno più che dal clima. Ad esempio, nell'area della risorgiva si possono trovare ontano nero, farnia, olmo campestre, pioppo bianco, robinia e infine il salice. La flora delle risorgive è molto ampia, in particolare possiamo trovare varie specie ittiche come anguilla, luccio, spinarello, lampreda padana e molti altri. Anfibi e rettili costituiscono un'importante componente della biodiversità delle risorgive del Bacchiglione. In particolare possiamo trovare raganella, rana verde, rana agile, tartaruga palustre dalle orecchie rosse e infine il ramarro occidentale. Le risorgive sono importanti per diversi motivi. Forniscono acqua potabile. Sono habitat di specie uniche e garantiscono la biodiversità locale. Proteggere le risorgive significa proteggere gli ecosistemi a esse associate. Forniscono un flusso costante di acqua che può essere sfruttato per l'irrigazione, alimentazione di fiumi e laghi e per la produzione di energia idroelettrica. Hanno spesso un significato culturale e storico per le località in cui sono presenti. In conclusione, tutelare le risorgive è essenziale per preservare l'equilibrio ecologico, garantire la disponibilità di acqua pulita e di alta qualità, proteggere la biodiversità e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Investire nelle conservazioni di questi ecosistemi rappresenta un atto di responsabilità verso le generazioni presenti e future, assicurando un futuro più sano e prospero per il nostro pianeta.